Bandiere a mezz'asta nelle sedi del comune di Treviso e di altri municipi della Marca ed un minuto di silenzio in occasione di diversi eventi pubblici organizzati per oggi. Così Treviso si stringe nel cordoglio unanime di tutta la provincia alla Francia e alla popolazione francese colpita al cuore dagli attentati di Parigi. Davvero ci lascia sgomenti quest'altro episodio operato dal terrorismo, e credo che davvero dobbiamo stringerci attorno ai cittadini francesi in solidarietà per quanto è avvenuto e che davvero non è accettabile. Vicinanza alla Francia anche da parte della Regione Veneto, con le forti preoccupazioni del presidente Zaia per le minacce dell'ISIS al nostro paese. Siamo in guerra e in un momento di guerra bisogna fare leggi speciali, prendere ovviamente decisioni estreme. Io non trovo assolutamente fuori luogo pensare a una chiusura delle frontiere, pensare a dei blocchi navali, pensare a mandare l'esercito nelle strade. Si controllino tutte le persone, si inizi dagli italiani per fugare ogni dubbio, ma si controllino tutte le persone che sono presenti in Italia. Intanto per lunedì pomeriggio le organizzazioni sindacali della Marca stanno organizzando una grande manifestazione in Piazza dei Signori. Numerose associazioni di categoria della provincia stanno in queste ore confermando la propria adesione. Invitati i parlamentari trevigiani, i rappresentanti delle istituzioni e della politica del territorio per lanciare uniti un forte messaggio di pace e democrazia, rispondendo con fermezza in difesa dei valori di libertà e fraternità.